Abbiamo subito messo a disposizione questa struttura in favore del prefetto che ci ha chiesto la disponibilità di farlo. C'è un appartamento e verrà accolto un nucleo familiare. È stato confermato l'arrivo il prossimo 30 agosto dei primi 13 profughi afghani che verranno accolti in 2 centri di accoglienza straordinaria. A Padova ne verranno ospitati 9, mentre a Piazzola arriverà un nucleo familiare composto da 4 persone. Si tratta di cittadini che hanno collaborato con le nostre forze armate in Afghanistan. Le storie e le immagini di queste persone che scappano dal loro paese dopo l'arrivo dei talebani hanno smosso l'animo dei cittadini di Piazzola sul Brenta, che hanno espresso al sindaco il desiderio di poter aiutare ancora di più questo popolo. Appena saputa la notizia, vari cittadini mi hanno contattato, hanno chiamato anche gli assessori per dare la loro disponibilità, da un lato ad accogliere un nucleo familiare, una persona o più di una nelle loro abitazioni, a fornire vestiario, tutti quei generi di prima necessità per chi arriva ed è sprovvisto di tutto. Allo Stato però l'accoglienza verrà soltanto in forma strutturata secondo le indicazioni ricevute dalla prefettura, però noi manifesteremo questa disponibilità al prefetto per eventuali future accoglienze. Per il momento i 4 afghani resteranno nel centro di accoglienza straordinaria che si trova in una casa nella frazione di Presina, gestito dal Consorzio Veneto Insieme, che riunisce molte cooperative locali che si occupano di accoglienza.